Voto di astensione e richieste di chiarimenti da parte della sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio in merito al piano attuativo 2019 dell'ASL 4 Chiavarese. Nella riunione della conferenza dei sindaci, che vedeva all'ordine del giorno l'esame del bilancio 2018 approvato all'unanimità e del piano attuativo 2019 dell'azienda sanitaria del Tigullio, Ghio ha espresso preoccupazione proprio in merito al piano attuativo, sul quale ha scelto di astenersi. Perché, ha motivato la sindaca in una nota, la riorganizzazione della ASL prevede smantellamenti certi ma investimenti rinviati nel futuro e lo stesso piano degli investimenti non tranquillizza rispetto al rischio che si continui a operare in più fasi, soprattutto per il polo di Sestri Levante e la riorganizzazione del pronto soccorso. Ghio porta un esempio su tutti. L'ospedale di Sestri Levante ha visto uno spostamento di specialità per fare spazio al potenziamento dei servizi di riabilitazione e fisioterapia, ma i lavori per ampliare il reparto e le palestre partiranno a settembre e non c'è conferma di un aumento del personale e delle risorse. Secondo i dati riferiti dalla sindaca di Sestri Levante, questo ha già generato un incremento dei tempi di attesa per le prestazioni fisioterapiche, dal mese e mezzo di gennaio a 2 mesi e mezzo di maggio, anche per pazienti operati. In secondo luogo, Ghio ha chiesto anche un approfondimento in conferenza dei sindaci circa il personale in servizio nella ASL, anche sulla scorta delle osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali di recente. Per parte sua, la direttrice generale dell'ASL 4, Bruna Rebagliati, ha espresso stupore circa le osservazioni presentate perché, ha spiegato, raggiunta al telefono questa mattina, il punto relativo al piano attuativo non entrava affatto nel merito di una riorganizzazione presentata, discussa, illustrata e approvata dai sindaci. Il piano attuativo è lo strumento tecnico che ogni anno fissa gli obiettivi specifici per ogni attività che viene svolta nell'azienda sanitaria, rispettando la domanda di prestazioni richiesta dal territorio e definendo i vincoli di budget a cui queste attività devono sottostare. Pertanto, è stata la replica di Rebagliati, questo nulla ha a che vedere con la riorganizzazione delle specialità e con la definizione delle specificità per ogni polo ospedaliero del Tigullio. La direttrice generale della ASL definisce strumentali le critiche mosse in sede di conferenza dei sindaci e rivendica il buon lavoro che l'azienda sanitaria sta portando avanti per rispondere alla domanda di salute del territorio, suffragato dal voto unanime sul consuntivo 2018.